Una pistola spianata in classe, una pistola ad aria compressa, ma pur sempre una pistola, usata per sparare 2 colpi all'indirizzo di una professoressa raggiunta dai pallini di gomma alla testa e al volto. Succede a Rovigo. Degli studenti hanno sparato 2 pallini con una pistola ad aria compressa contro una professoressa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 26 ottobre 2022. La prima notizia del giorno arriva appunto da Rovigo, la leggiamo sul Gazzettino di oggi. Il caso nella prima di un istituto tecnico, diventa anche virale il video girato da un alunno e diffuso poi via WhatsApp. 2 sospesi per 5 giorni, un altro quindicenne, tutti ragazzi, scrive il Gazzettino, di buona famiglia. Il giornale pubblica la foto di un frame tratto dal filmato scattato da uno degli alunni mentre la docente che stava spiegando veniva colpita. È stata raggiunta appunto da 2 pallini sparati dalla pistola ad aria compressa, uno alla testa e uno finito sull'arcata sopraccigliare. La dirigente dice non comprendono la gravità del fatto, l'insegnante non ha riportato ferite ma è sotto shock. I giornali riprendono la dichiarazione della professoressa che dice che male, questa non ve la perdono. Il filmato, come sottolinea il Gazzettino, non riprende l'azione di un singolo studente ma un'azione di fatto corale che coinvolge sostanzialmente l'intera classe, perché oltre ai protagonisti principali c'è un sottofondo di risate e l'assenza di interventi che vadano a fermare questi gesti di eccezionale gravità. Si vede l'insegnante che mentre sta spiegando improvvisamente si ferma, massaggiandosi sul lato della testa, quasi attonita, si alza in piedi. Chi è stato? Mi ha fatto male, veramente, dice, un'affermazione accolta da uno sghignazzare che lascia sbigottiti, scrive Francesco Campi sul Gazzettino. Il video poi si interrompe ma l'azione poi è continuata con un secondo pallino sparato in volto che ha raggiunto appunto l'arcata sopraccigliare. C'è stato un primo incontro con i genitori, 2 consigli di classe straordinari, la segnalazione alla questura, i 3 principali protagonisti, ovvero il ragazzo che ha sparato i 2 colpi, il compagno che ha ripreso tutto e il proprietario della pistola ad aria compressa che l'ha messa a disposizione dell'amico, sono stati raggiunti da provvedimenti disciplinari, ovvero delle sospensioni. 5 giorni per i primi 2 giorni per il terzo. Al momento non risulterebbe alcuna denuncia formalizzata da parte della professoressa 61enne che, come ogni docente nello svolgimento delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale. Sta valutando la possibilità di denunciare, si è rivolta al proprio sindacato, dice la preside dell'istituto, che è il Viola Marchesini Isabella Sgarbi, si chiama la preside. Invece fortunatamente non ha riportato lesioni significative, ma umanamente è molto provata. Oltre che dal punto di vista disciplinare, spiega la preside, procederemo anche dal punto di vista formativo, perché come educatori il nostro primo compito è far sì che venga compreso il disvalore di un simile atto. Dal sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, la massima solidarietà all'insegnante oggetto di questo atto inconsulto e inqualificabile. Quando siamo di fronte a situazioni come queste, le persone che si devono interrogare sono soprattutto gli adulti. Il fatto che quotidianamente gli adulti si lasciano andare a commenti estremamente aggressivi e offensivi sui social nella quasi totale indifferenza rende evidente che siamo cattivi maestri. Bisogna partire dalla necessità di abbassare i toni, consapevoli che l'esempio che diamo ai nostri ragazzi è il primo punto da cui dobbiamo partire per invertire una rotta ed insegnare il rispetto. Vicenda che diventa anche tema di dibattito politico, con Matteo Salvini che commenta su Twitter: mi sembra che si stia perdendo il controllo della situazione, oltre al merito è fondamentale reintrodurre anche il rispetto nelle nostre scuole. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi: sparano alla prof e fanno il video, così mi hanno ridicolizzata, la dichiarazione della professoressa. All'ITIS di Rovigo 4 studenti organizzano un agguato in classe con la pistola ad aria compressa. Il titolo appunto dei quotidiani del gruppo Gedi: stupisce il fatto che siano solo in prima, li abbiamo qua soltanto da 4 settimane, li abbiamo sospesi per 5 giorni con obbligo di frequenza, poniamoci domande sulla loro educazione. Ancora le dichiarazioni della dirigente scolastica.
E ci sono le dichiarazioni anche del deputato Alessandro Zan del Partito Democratico. Ho già presentato un'interrogazione al ministro dell'istruzione Valditara, tutta la mia solidarietà alla docente colpita, ma è una solidarietà che estendo a tutto il corpo docente italiano, a cui va garantita sicurezza e incolumità sul posto di lavoro. Questo è ciò che ho chiesto al ministro. Le parole appunto di Alessandro Zan del Partito Democratico. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo con alcune notizie sulla sanità veneta. La prima sulle pagine del Gazzettino di oggi: morì per il parto, 2 milioni di euro alla famiglia, paga però l'ULSS 8 perché l'assicurazione è fallita. La vicenda riguarda una cittadina padovana che è morta dopo 5 anni di coma in seguito a un cesareo effettuato all'ospedale di Vicenza. La compagnia rumena Lig Insurance, che avrebbe dovuto pagare, non risponde però delle obbligazioni assunte. E quindi a 10 anni dal drammatico parto cesareo, poi costato la vita a una mamma della Bassa Padovana, il Tribunale di Vicenza ha disposto un risarcimento di oltre 2 milioni di euro alla famiglia, soldi che ora l'ULSS 8 Berica dovrà pagare di tasca propria, in quanto l'assicurazione Lig Insurance non se ne fa carico. Si tratta infatti di una delle due compagnie rumene, l'altra è City Insurance, che sono fallite, lasciando in Veneto diversi enti del servizio sanitario regionale esposti per oltre 35 milioni di euro. Insomma, una vicenda, non questa in particolare, ma in generale la vicenda del fallimento delle due banche appunto che assicuravano diverse ULSS del Veneto, che rischia di avere un costo elevato appunto per la sanità veneta. Nel frattempo, nell'ULSS 7 finanzieri in visita, acquisite 450 cartelle cliniche. Blitz della Guardia di Finanza all'ospedale di Bassano del Grappa, prelevate appunto 450 cartelle cliniche. L'inchiesta, la notizia sul Gazzettino di oggi, a una decina di giorni dalla notizia dell'inchiesta a carico di Giovanni Iannakopoulos, il patron televisivo accusato di aver minacciato il direttore generale Carlo Bramezza dell'ULSS 7, appunto attraverso una presunta campagna denigratoria, ipotesi che l'indagato contesta fermamente. L'ULSS 7 Pedemontana torna sotto i riflettori, anche se da quanto sembra le due vicende non sarebbero collegate. Ieri 8 finanzieri sono stati impegnati fino a sera all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa nell'acquisizione di documenti cartacei e digitali sull'attività amministrativa e sui rapporti economici della struttura, appalti e incarichi assegnati dal 2018 al 2021, gestione delle serie operatorie per gli interventi sia ordinari che urgenti dal 2017 al 2022, attività dei medici in regime di libera professione all'interno del nosocomio. Insomma, l'arco temporale interessato dalle indagini è dunque più ampio del mandato del direttore generale Bramezza, iniziato nel 2021, coinvolgendo pure quindi le gestioni precedenti. Abbiamo fornito tutta la documentazione che ci è stata richiesta, commenta il direttore generale, in un clima di serena collaborazione. Mi sento più tranquillo grazie a queste verifiche della finanza. Ancora una notizia dalla sanità, qui siamo sul Corriere del Veneto, arriva da Treviso. Questa notizia: l'infermiera su Instagram dà consigli sul sesso, l'ULSS però la diffida, le dice di smettere. Boom di follower per l'infermiera che si chiama Fanny Guidolin sui social. Fanny Green Lover è il nome del profilo utilizzato dalla Guidolin su Instagram per dare i consigli sul sesso e la vita di coppia. I toni utilizzati sono sobri e mai volgari, ma gli argomenti sono espliciti, così scrive il Corriere del Veneto. La gente mi ringrazia, fa sapere appunto Fanny Guidolin. La vicenda: si tratta di un'infermiera che lavora nel centro stomie di Treviso, diplomata come consulente sessuale all'AISP, ma non sessuologa di professione. Nel tempo libero dispensa consigli sul tema dal suo profilo Instagram. Ha 12.000 follower che la seguono e la incoraggiano, ma anche detrattori che hanno inviato mail di protesta all'ULSS. E allora l'ULSS cosa ha fatto? L'ha appunto diffidata. Le ragioni dell'azienda sanitaria sono riassunte così sul Corriere del Veneto. Il direttore generale spiega che la Guidolin non è una sessuologa e doveva chiedere il permesso.
Non c'è nessun accanimento contro di lei, spiega il direttore generale dell'ULSS Trevigiana, nessuno sta sostenendo che non si possano fare video su questo tema o parlare di sessualità, ma un conto è spiegare a parole o scrivendo le cose, un conto è produrre video in cui vengono mimate pose di pratiche sessuali. Su WhatsApp ci vanno i ragazzi giovani, a volte anche i bambini, fare un corso di sessuologia è altro rispetto a questo, si fa un po' fatica a concepire una cosa di questo tipo, ci vuole un certo decoro. Questa la dichiarazione di Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS di Treviso, sul Corriere del Veneto di oggi. L'ULSS è intervenuta su segnalazioni via mail di molte persone, ci sono molti detrattori che ci hanno scritto di vergognarci e altri che la sostengono, ci sarà anche qualche coppia felice che segue i suoi consigli, continua il direttore generale. Il punto è più che altro che anche la policy aziendale per pubblicare una cosa così avrebbe dovuto chiederci il permesso, ma non c'è mai arrivata richiesta. Sul piano formale, poi, il chiarimento del direttore generale, la scelta di intervenire è legata anche al fatto che Fanny Guidolin non è una sessuologa, nello specifico ha fatto un corso, che è una cosa diversa. Lei si riserva di prendere una posizione ufficiale dopo l'incontro con il suo legale, ma non demorde sostenendo il suo progetto. Ho ricevuto tantissime mail di ringraziamento, sono più di 1000, tantissime donne mi ringraziano perché parlo in modo semplice di una cosa che non dovrebbe essere nascosta. Non vorrei essere licenziata, per carità, mi piacerebbe però che ci fosse una battaglia di giustizia per la possibilità di esprimersi. Non vedo nulla fuori decoro, quello che faccio è professionale, non è abuso di professione, non è nemmeno fuori dalle competenze, sono diplomato consulente sessuale alla scuola AISP, certo non posso fare psicoterapia di coppia, ma parlare di queste cose in un post che male può fare, chiede Fanny Guidolin, Fanny Greenlover appunto su Instagram. Questo conclude la pagina sulla sanità. Torniamo sul Gazzettino per il sondaggio realizzato dall'Osservatorio Nord-Est, curato da Demos appunto per il Gazzettino. Un appello dal Nord-Est: più risorse agli anziani. Più di 8 cittadini su 10 sono convinti che bisognerebbe investire maggiormente su politiche a sostegno delle persone più avanti con l'età, e lo chiedono soprattutto le donne. Tutti i dati sul Gazzettino di oggi. Infine l'ultima notizia di oggi arriva, la troviamo sul Giornale di Vicenza. Centrali idroelettriche saranno della regione. Approvata in Consiglio regionale la legge sulle grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia idroelettrica. Nel 2029 finiranno le concessioni e deciderà Venezia. L'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccina dice: adesso abbiamo la stessa autonomia del Trentino per quanto riguarda questo tema. In aula non sono mancate scintille, ma alla fine le minoranze non hanno votato contro, si sono infatti astenute. Arturo Lorenzoni, portavoce delle minoranze, scrive il Giornale di Vicenza, ha sottolineato che gli emendamenti presentati da loro sono stati in parte accettati e votati, hanno contribuito a migliorare la proposta normativa. Resta la perplessità, dice Lorenzoni, per la delega troppo ampia concessa alla Giunta. Le scelte dovrebbero essere sempre in capo al Consiglio regionale. Siamo all'inizio del progetto di riassegnazione del più grande strumento di generazione di valore del nostro territorio. Credo che la parte di utile generata da questi impianti debba rimanere nel territorio per contribuire al suo sviluppo. Per Andrea Zannoni del Partito Democratico è importante e positiva la centralità data alla provincia di Belluno. Le nostre proposte, continua Zannoni, sono state accolte in parte, ad esempio sul fronte delle sanzioni più severe per i concessionari che non rispetteranno le norme, così come quello di maggiori e più puntuali controlli. Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, invece boccia la norma. Il nostro obiettivo era quello di tutelare l'acqua in quanto bene pubblico, la produzione di energia idroelettrica che rappresenta un asset strategico per il territorio e per la sicurezza energetica nazionale. Avremmo preferito che la gestione delle centrali idroelettriche restasse in mano alle società miste pubblico-privato per non aprire la porta ai capitali stranieri, ma la maggioranza ha bocciato il nostro emendamento. Altro che sovranità e autonomia energetica, questa la posizione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha visto comunque approvati alcuni suoi emendamenti e ordini del giorno e che infatti sul provvedimento non ha votato contro, ma si è astenuta assieme al resto dell'opposizione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un'informazione: nei prossimi giorni le puntate di Sveglia Veneto saranno sospese fino a mercoledì 2 novembre 2022, quando torneremo a sentirci come sempre ogni mattina. Grazie per l'ascolto a tutte e tutti voi, una buona giornata ancora una volta.